Prima Paolo Di Betta, poi Eugenio Dorsi, ora Vittorio Sgarbi. Si torna a parlare di scalo aeroportuale nel territorio agrigentino. È necessario rilancio all'attuale assessore del governo Musumeci per fare volare il turismo. Già, il turismo, quel volano che potrebbe davvero, vista la marcata vocazione del territorio, rappresentare il motore trainante dell'economia agrigentina. Ma dalle parole ai fatti le buone intenzioni purtroppo sono sempre puntualmente naufragate nell'indifferenza, se non addirittura nell'ostilità della politica, delle istituzioni e dei gruppi di potere. Per non andare troppo a ritroso, l'ex presidente della provincia condusse una dura battaglia, anche con iniziative plateali di sensibilizzazione, come quella di dormire in una tenda appositamente collocata vicino al palazzo dell'ente che allora guidava. Il sito, quello individuato, era tra Palme e Licata lungo la statale 115. Adesso l'idea proposta dal critico d'arte che fa parte del governo della regione sarebbe quella di creare un aeroporto per la Concordia per la città dei templi, visto, spiega, il boom di turisti che ogni anno si registra nella valle e le difficoltà di collegamento su strada. Se Agrigento continua in questi termini, sottolinea ancora Sgarbi, è giusto che abbia il suo aeroporto. Taormina è favorita da Catania, il ragionamento su Agrigento è supportato dal potenziale attrattivo Segesta e Selinunte, Anno Birgi. L'assessore punterebbe a sviluppare alcuni fuochi potenti, tra cui Selinunte e Agrigento, con il biglietto unico per costringere il visitatore a dormire una notte da quelle parti. Una nuova illusione, l'ennesimo miraggio? Vedremo.